Commissario, un bilancio di questa sua presenza qui all'ASP di Agrigento. Fra poco ci saranno le nuove nomine da parte della Regione, con breve consuntivo di ciò che sono stati i suoi traguardi raggiunti. Ma io non voglio rappresentare i traguardi, voglio rappresentare un momento molto positivo di un'esperienza molto pregiata in termini professionali, in termini umani. L'ASP di Agrigento è una grande realtà, la provincia di Agrigento è una grande realtà. Ho trovato, una volta che abbiamo capito qual era lo stile, qual era il modo di approcciare i problemi, grande disponibilità e grande voglia di fare. C'è tanto da fare, ma c'è tanta risorsa positiva, sia in termini di qualità professionale, sia in termini di disponibilità da parte dei nostri dipendenti, ma da parte delle altre istituzioni, da parte di tutto il mondo civile, da parte delle associazioni dei pazienti. Ho trovato voglia di fare, ho trovato grande disponibilità. Bisogna avere chiaro l'obiettivo lo abbiamo messo a fuoco, sicuramente chi verrà dopo di me potrà cogliere risultati molto positivi. L'utenza spero che abbia percepito la voglia di cambiare passo, di cambiare approccio e di chiederci le cose che servono. Serve salute, serve qualità di vita, non possiamo essere sollecitati su aspetti secondari. Ecco, tra le tante cose ricordo, ma preferisco che lo fa lei, l'obiettivo del, rimodulazione del pronto soccorso. Il pronto soccorso di Agrigento è stato un esercizio positivo, fatto con grande voglia di essere attenti ai singoli momenti. Certe strutture funzionano soltanto se i percorsi, se i comportamenti vengono progettati in maniera analitica e se vengono controllati passo passo. Ogni operatore deve comportarsi così come è previsto nel proprio compito, nel proprio ruolo e in maniera sinergica con gli altri. Abbiamo ottenuto un obiettivo positivo soltanto perché tutti i nostri operatori, nessuno escluso, ai vari livelli, dai livelli direttivi a tutti i livelli operativi, sono stati convinti della volontà, della validità di un certo tipo di protocollo comportamentale. L'utenza ha percepito questo cambio di passo e l'utenza si adegua immediatamente perché vede il vantaggio di vedere un pronto soccorso ordinato che dà sicurezza e che dà qualità.